Oggi ho accettato di buon grado questo prestigioso invito e sono qui per presentare quella che è la mia attività. Sono un atleta di mountain bike, non professionista, per cui coniugo il mio lavoro a tempo pieno a duri allenamenti e gare. Ho ottenuto dei buonissimi risultati, soprattutto negli ultimi anni, tra cui un titolo mondiale l'anno scorso al Principato di Andorra, 2 titoli europei, uno l'anno scorso in Slovacchia e uno questa stagione ad aprile a Pordenone, e nonché 6 titoli italiani. Il prossimo ce lo giocheremo domenica prossima a Sestriere a Torino. Ecco, siamo qui per festeggiare un pochino e anche che sia di buon auspicio per i prossimi appuntamenti. Lorena Zocca è una grande atleta del panorama italiano della mountain bike. Io ho avuto anche la fortuna, tra l'altro, di vederla proprio pedalare, tirare le prime pedalate, come si dice, perché abitavamo di fronte, quasi di fronte di rimpettà, insomma, di casa, e già da quando ero bambino, insomma, nonostante di solito tra maschietti e femminucce lei mi dava almeno 1 chilometro al secondo, quindi già allora si intravedevano le doti e insomma poi quello che è riuscita a fare è veramente un grandissimo risultato, e ne va dato atto anche alla famiglia che l'ha sempre sostenuta e che l'ha supportata in ogni sforzo.